sia necessario chiarire una posizione che stai elaborando in queste ore, cioè la posizione è: potresti essere l'unico parlamentare del PD o uno dei pochi parlamentari del PD che non voteranno questo governo. Uscendo dall'aula? Ma sì, guardi, potrei farlo, anche perché quello che state dicendo per me è preliminare, cioè io entro lunedì voglio che quella chiarezza sia fatta, però, perché altrimenti non si può rimproverare a me di non votare la fiducia al governo Letta come se fosse un traditore, che sto anche spiegando in televisione perché non sono d'accordo sul punto politico, quando i 101, la vicenda Marini, le stesse dimissioni di Bersani, il precipitarsi al Colle da Napolitano chiedendogli di rimanere in carica, sono state decisioni che non abbiamo mai discusso in nessuna sede, come dire, nemmeno pubblica ma nemmeno privata, perché i parlamentari non sono mai stati coinvolti. Francesco Boccia, che è il vice di Letta, un suo uomo di fiducia, ha detto che chi non vota la fiducia è fuori dal PD, è espulso. Francamente, prima di dire certe cose bisognerebbe creare un clima per cui io mi possa fidare del vicino di banco, che magari la fiducia la voterà, ma è quello che ci ha portato qui. Per cui io voglio un po' di chiarezza, un po' di rispetto per chi non è d'accordo. Io non ho votato Marini, ho detto perché l'ho detto dopo, nell'ordine: Vendola, Renzi, Puppato e Tabacci, che erano tutti candidati alle primarie tranne Bersani. Non mi pare di essere un francotiratore, mi pare di essere stato franco e di avere spiegato perché non mi convinceva quella soluzione. E vi dirò di più: lo stesso Marini poteva essere salvato, perché noi siamo andati in aula con un gruppo spaccatissimo, con la coalizione già saltata per aria, perché ricordiamolo, è già saltata anche la coalizione con cui ci siamo presentati alle elezioni, e nessuno nemmeno in quell'occasione ha detto prendiamoci una notte e discutiamone domani mattina. Lo stesso è capitato con Prodi: dopo pochi minuti che si conosceva il risultato, si vedeva la progressione dei voti, qualcuno ha detto ritiriamo Prodi e andiamo da Napolitano, e a tutti gli altri è stato consigliato di stare calmi, stare zitti, di mettere bianca alla quinta votazione, perché sarebbe arrivato a salvarci il Presidente della Repubblica, che io ovviamente onoro e stimo. Non è questo il problema è come vanno le cose. In una settimana siamo passati dal mai al governissimo, mai con Berlusconi, mai PD, PDL, sarebbe una follia, al fatto che lo stiamo facendo. Anche questo non è stato mai discusso. Abbiamo fatto un'ora di direzione politica per discutere un ordine del giorno in cui c'era scritto più o meno andiamo da Napolitano. Bene, che uno, voglio dire, io mi sono astenuto perché votare contro una cosa del genere è un po' complicato.